Sono tante le cose ancora da fare per il riavvio dell'anno scolastico in sicurezza, ma adesso è fondamentale dare indicazioni chiare ai dirigenti scolastici e di conseguenza a tutto il personale scolastico. Non si può continuare ancora a navigare nell'incertezza e quanto ha ribadito il segretario della Federazione Regionale della Scuola, CGIL Sicilia, Adriano Rizza, nell'ambito del convegno dei dirigenti scolastici iscritti all'organizzazione che si è tenuto a Enna e che ha visto anche la partecipazione dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, La Galla. Condizioni ancora ottimali diciamo che non ce ne sono, si sta lavorando per questo, c'è un confronto costante con le istituzioni, tra di loro e tra i sindacati e le istituzioni stesse. L'ultimo incontro che c'è stato a Roma c'era anche il commissario straordinario Arcuri, la ministra Azzolina purtroppo non ha dato tutte quelle risposte che noi ci aspettavamo, soprattutto su alcuni temi come quello dei lavoratori fragili, la gestione del personale in quarantena e quant'altro. Quindi si sta lavorando affinché le condizioni ci siano, perché l'obiettivo finale per noi, ma penso per tutti, resta quello di restituire la scuola agli studenti, quindi didattica in presenza. Oggi la situazione non è sicuramente ottimale per dire possiamo avviare l'anno scolastico. Uno, perché mancano i banchi, anche se insomma pare che in qualche modo si riuscirà a consegnare i primi banchi già nel mese di settembre. C'è un problema legato all'edilizia scolastica, un problema noto, il reperimento dei locali, considerato che molte classi sono state sdoppiate, si parla anche di utilizzare i locali che la Chiesa ha messo a disposizione e quindi si sta lavorando anche su questo. Sul personale ci sono problemi seri, perché per quanto la Ministra lanci dei numeri importanti, 70.000, 80.000, però siamo in una fase estremamente complicata delle emissioni in ruolo, delle supplenze, un lavoro tra l'altro massacrante che sta coinvolgendo non solo i funzionari degli uffici scolastici provinciali e regionali, ma in prospettiva il personale della scuola e delle segreterie, che poi si dovrà adoperare per avviare questo percorso di reclutamento. Purtroppo, nonostante le risorse messe in campo, nonostante tutte le iniziative, tutta la buona volontà che possiamo dire tutti stanno mettendo, però quello che ci manca è il tempo. Noi speriamo che nel più breve tempo possibile vengano date quelle giuste indicazioni di cui soprattutto i dirigenti scolastici hanno bisogno. Noi oggi siamo qui proprio per questo motivo, perché i dirigenti scolastici hanno bisogno di risposte alle innumerevoli domande che ci vengono sottoposte, ma soprattutto anche definire quei protocolli che devono essere seguiti nei casi in cui, e sarà credo inevitabile, nelle scuole si dovessero presentare casi di alunni oppure di personale contagiato. Ecco, quello è importante, cioè dare delle indicazioni chiare, delle procedure che siano semplici ma chiare, per poter mettere il dirigente nelle condizioni di non esporsi e soprattutto di fare al meglio il proprio lavoro. La legge di stabilità regionale introduce misure speciali per la crisi Covid-19 e in particolare destina 120 milioni di euro al mondo dell'università, della scuola e della formazione professionale, individuando interventi a sostegno del personale, di riqualificazione del comparto, in particolare per la formazione professionale, ma soprattutto misure a sostegno del diritto allo studio universitario, contributi affitto e borse di studio e importanti interventi sulla scuola, con particolare riferimento a progetti sulla scuola digitale e sul recupero delle povertà educative e della dispersione scolastica. I tempi di spesa sono naturalmente legati alle procedure e ai vincoli europei. Abbiamo liberato in questi giorni i primi 60 milioni e pensiamo di poterli distribuire entro ottobre. Le altre risorse, con particolare riferimento ai progetti, seguiranno nel giro di circa un anno.